Buongiorno, salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. E già vedo qui un errore e ho modificato un po' la sigletta di Reni J dopo tanti anni. Ovviamente bisogna pure rinnovarsi un po', ci ho messo parecchio, ma ho visto già che la base, con tutto che è anche velocizzata, diciamo, quindi con tutto che non è un pezzettino di 40 secondi di un brano che però è copyright e niente, e il grande YouTube lo becca lo stesso, e quindi niente, mi toccherà cambiare la base in quella sigletta. Tra l'altro volevo farvela vedere anche singolarmente, ma purtroppo non l'ho ancora messa, da sola non l'ho messa, ce l'ho fatta, però è complicato poi aggiungere, mettere, togliere anche da OBS, e quindi salve Michele. Oggi dobbiamo vedere l'unboosting di questa busta. Ovviamente per fare l'unboosting io faccio un minimo di introduzione, infatti non sarà una live molto lunga questa. Tra l'altro mi era venuto in mente di fare mezzogiorno con Reni e fare una live al giorno, tutti i giorni a mezzogiorno. Vedremo, perché mezzogiorno è un po' un orario limite per me, proprio perché poi alle 2 esce mia figlia da scuola, quindi se poi la live si allunga qualche minuto, poi mi trovo tutto, io ovviamente dopo devo smontare tutto quello che preparo qui davanti, quindi diciamo che è un orario un po' limite, però lo posso chiamare mezzogiorno con Reni e cominciare invece magari a mezzogiorno meno un quarto, diciamo all'avvicinarsi di mezzogiorno. Quindi ho fatto questa nuova sigletta tutta 3D di Reni J. Cambierò la base, purtroppo YouTube non fa niente, ne ho trovata già un'altra, però ci vuole un sacco di tempo per fare queste cose. Io infatti tanto di cappello e tanti complimenti a tutti i miei colleghi youtuber, a parte io non mi considero uno youtuber, io metto qui queste cose per chi gradisce seguirle, e soprattutto come una specie di video diario, video libro, video biografia, pensatela come vi pare. Io non c'ho aspettative se non quella di fare qualche visualizzazione di più, ecco. Io mi diverte fare queste live, lasciarle lì, e mi diverte anche fare i video che vado tutti i giorni a pubblicare sul mio canale di musica e di cassette musicali, musica mixata o musica che ricorda parecchio gli anni 70, 80, 90. Detto questo, questa è una live musicale, è una live dedicata a un doppio vinile, è una live dedicata a diciamo un gruppo, però non lo definirei un gruppo ma è un duo, perché gli 883 nacque come duo, poi piano piano Max Pezzali si è staccato dal duo, Mauro Repetto ha preso la sua strada, e quindi diciamo questo gruppo, anche se diciamo come nome ancora fa successo, perché anche le ristampe vanno immediatamente sold out, già diciamo sono tutte a tiratura limitata, ma nonostante questo diciamo gli appassionati e i fan degli 883 sono ancora tantissimi. Molti hanno seguito ovviamente anche Max Pezzali nella sua bellissima e lunghissima carriera da solista, ok? Quindi noi ricordiamo diciamo con nostalgia l'uscita negli anni 90 di Hanno ucciso l'uomo ragno. Questo è il primissimo album con cui si sono affacciati diciamo al mondo della musica Max Pezzali e Mauro Repetto, in arte 883. Allora, quello che vi consiglio vivamente, io l'ho vista già 2 volte, pensate un po', la serie che ha fatto Sky, la serie di Sky, Hanno ucciso l'uomo ragno, la meravigliosa storia degli 883, e niente, quella io l'ho vista già 2 volte, perché una volta l'ho vista da solo, per vedere di che cosa si trattava, poi ho consigliato anche a mia moglie e a mia figlia di vedere almeno il primo episodio,
si sono appassionate anche loro, soprattutto anche mia figlia, e niente, praticamente anche loro hanno voluto andare avanti e quindi io ho visto due volte il primo episodio e poi mi sono rivisto due volte tutta diciamo, tutta la serie. Poi quella che dicono che sarà una prima stagione, speriamo che, dato il successo che ha avuto, che magari ne facciano anche una seconda stagione e vadano anche oltre Hanno ucciso l'uomo ragno e che magari vadano anche avanti con La donna al sogno, il grande incubo, Nord, Sud, Ovest, Est, La dura legge del gol, che come vedete a me manca quel vinile, non ce l'ho, non vedo l'ora che lo ristampano, continuano a fare ristampe, di questo ce n'ho tipo 5 ristampe, di questa pure 2, 3, non lo so, perché sta pure qua sotto, un'altra ristampa, comunque è pieno di ristampe, di questi primi 3 album sono pieni di ristampe, tra l'altro questo e questo sono 2 picture disc, io ce l'ho anche su vinile colorato, su vinile nero, ce l'ho in tutte le salse, questi, diciamo, questi album, i più famosi, insomma, grazie mille, lì è stato stampato per la prima volta l'anno scorso, nel 2024, questa qui, grazie mille, è un bellissimo album anche quello. Poi vabbè, ho preso quando uscì, guardate questo, Max Pezzali, le canzoni alla radio, questo è un triplo vinile, tutto colorato, vinile rosso, arancione e giallo, eccolo qua, Max, le canzoni alla radio. Poi c'è bello, bellissimo anche questo, qualcosa di nuovo, sempre di Max Pezzali, pure questo è molto molto bello, pure questo è in tiratura limitata, se vedete, questo tra l'altro è un numero molto molto basso, e i numeri bassi, come sapete, oh, vuoi mettere a fuoco? Tiratura limitata, 12 di 1500 copie. Come sapete i numeri più sono bassi, non lo so perché, e più il valore è alto. Poi addirittura ci sono tutti i mix, che io ho anche, diciamo, gli originali dell'epoca, ma questo è uscito per il Max Forever, vedete? Questo è rosso, io ce l'ho, quello originale dell'epoca, degli anni era nero, ok? È sempre grandissimo dietro, Giorgino Prezioso Remix, Bliss Team, tutti quelli che erano in voga negli anni 90, tutti quelli che hanno fatto la musica degli anni 90, Molella ha remixato nella notte, sempre questo per il Max Forever on vinyl, e vedete anche questo c'è scritto limited edition come limited edition come all'epoca, vedete, però questo c'ha una cosa in più che è limited edition 343, quindi questi sono tutti dischi in edizione limitata, ok? Guardate, le copertine sono uguali, identiche a quelle che ho dell'epoca che uscirono, questo degli anni 2000, ok? Però guardate, edizione limitata, limited edition 116, ok? Ecco, la regola dell'amico, guardate che bello, dalla dura legge del gol. Ma volete fare l'album La dura legge del gol? Guardate, guardate, guardate che numero è, questo è il 4 mi pare, questo addirittura è il numero 4, sono stato uno dei primissimi a ordinarlo questo. Se sto coccio mettesse a fuoco, ma vabbè, devo vedere perché sta telecamera, vedi, lontano mette a fuoco, ecco, adesso lo mantiene il fuoco. Limited edition 0004, ragazzi, allora, quella che si vinceva raccogliendo i punti negli anni 80, l'hanno costruita grossa come una casa, se ci fossi stato tu avresti urlato mulino bianco. Ah, sì, 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 Michele, lo so che hanno messo una casetta, ho condiviso il video su YouTube, bellissima quella casetta del mulino bianco, con un Deca Remix Limited Edition, questa è la 409, sono curioso di vedere se mi mette a fuoco.
limited edition 400, vabbè, se legge. E poi vabbè c'è un'altra copia lì di nord sud ovest est, questa sì, questa pure è di edizione limitata, numerata, eccetera eccetera, 802 di 1000. Pure queste ne hanno stampate pochissime, poi queste acquistano un valore incredibile nel tempo, ma comunque dicevo, allora Max Pezzali quindi ha continuato e ha fatto un suo percorso, diciamo così, però senza mai dimenticare le sue origini. E allora è proprio con le sue origini che hanno cominciato a fare questa collezione Max Forever, edizione limitata, vedete, da questo adesivo. E quindi noi andiamo a, innanzitutto vi volevo parlare anche un pochettino di questo negozio di vinili. Allora, mi metto così, anzi no, mi metto così. Allora, questo è un negozio di vinili. Io cerco di andarci il meno possibile perché ogni volta che entro lì dentro è un'emozione incredibile, e non solo, perché io lì mi comprerei tutto, perché non solo io sono un appassionato di musica, ma mi piace qualsiasi genere di musica. Quindi lì dentro io, così voglio mettere, lì dentro io mi comprerei tutto dentro la discoteca laziale, anche perché loro sono specializzati in dischi nuovi, non solo, loro sono rivenditori della Universal Music, e niente, quindi alla discoteca laziale noi troviamo CD, DVD, vinili, tantissimi vinili, 45 giri, magliette e gadget dei cantanti di ogni tipo. Poi ci sono anche giradischi, casse, amplificatori e tutto ciò che concerne l'audio. Poi lì sono molto esperti, potete anche chiedere consigli se volete comprare un impianto audio, diciamo di qualità. Quindi loro hanno solo, non ci trovate roba di bassissima qualità, roba diciamo usa e getta, no, lì ci trovate roba di qualità, quindi lì ci vanno le persone che magari anche se non hanno tanti soldi da spendere, quindi se non avete tanti soldi da spendere andateci, perché loro sapranno consigliarvi anche, non ci sono solo giradischi da 1000 euro, per carità, perché i Technics sì, ci sono pure altri giradischi che costano 6, 7, 800 euro, 1000 euro, però non ci sono solo quelli, ce ne sono tanti altri che sono anche molto buoni, di qualità, però che non costano questi prezzi esosi così alti. E così pure dicasi per le casse, gli amplificatori, loro sapranno senz'altro consigliarvi. Chiedete al personale, agli addetti della discoteca laziale, sta vicino a Roma Termini, la stazione Termini di Roma, ok? Andate sul sito discotecalaziale.com, mi raccomando .com e non .it, .com, e loro sapranno indirizzarvi verso l'acquisto sia della vostra musica, quindi CD, vinili, anche audiocassetti, ho visto, comunque soprattutto CD e vinili, sia dei vostri film, ci sono anche parecchi film, Blu-ray, DVD, eccetera, però sapranno consigliarvi anche sull'impianto stereo. Detto questo, andiamo a vedere cosa contiene questa busta, che poi mi piacciono tanto queste buste nuove che hanno cominciato ad adoperare, molto molto belle queste buste. Ok, andiamo a vedere. Eccoci qua, sempre per la serie Max Forever. Ecco, Max Pezzali Max Forever, e questo è un doppio vinile colorato, quindi LP1 blu e rosso. Questo è colorato blu e rosso. Mi sembra che in descrizione vi ho messo il link anche per acquistarlo su Amazon, ok? Tra l'altro questa anche in tiratura limitata 1501 limited edition, quindi anche questo è in tiratura limitata. Purtroppo non è la versione autografata, so che su Amazon ne sono uscite pochissime copie, mi pare 500 copie, quindi non di più, 500 copie tutte autografate, quelle già non si trovano più. Però diciamo che questa già è un'edizione limitata
Max Forever. E allora andiamo, visto che questa volta hanno fatto una cosa molto buona, perché lo sfondo è su questo blu un po' scuro e le scritte sono tutte belle bianche. Quindi noi ci andiamo a leggere il contenuto di questi due vinili, ok? Allora, per il Max Forever volume 1, perché ci sarà anche un volume 2, quindi non so se alla fine di quest'anno, quindi per Natale o addirittura anche prima, faranno uscire un nuovo volume. Però su questo vinile sono stampate delle versioni di canzoni che già conosciamo benissimo, però versioni, secondo me, io a mia memoria, sono inedite, sono completamente inedite. Quindi questo è da avere, perché sono delle versioni mai stampate su vinile. Ok, per esempio c'è Hanno ucciso l'uomo ragno, però live qui a Roma al Circo Massimo. Io mi ricordo quando Max Pezzali è venuto qui al Circo Massimo, io non ho preso i biglietti, non ci sono riuscito, ma poi non sono un tipo da concerti, so che quante persone che amano la musica amano ovviamente andare ai concerti. Io sono andato a Lorenzo negli stadi 2015 CC, è stato bellissimo, allo Stadio Olimpico, per carità, però non sono proprio un tipo da concerti. Io mi metto là, mi metto il vinile, l'audiocassetta, il CD nel mio stereo quando sono comodo io. Certo, gli spettacoli, Lorenzo ha pubblicato il video di quel concerto, che poi l'ha tenuto a Milano, l'ha tenuto a Roma, insomma in varie parti d'Italia. Fu un tour molto molto bello, Lorenzo negli stadi 2015 CC, e niente, praticamente è stata un'emozione enorme quel concerto. Però dal mio punto di vista, io sono più un quando ho 5 minuti mi metto il mio bel vinile, mi metto la mia bella cassetta, mi metto il mio bel CD, all'intensità di volume che decido io. Quindi se mi piace un po' più alto, sto da solo, me lo metto un po' più alto. Se lo voglio come sottofondo perché magari sto facendo qualche altra cosa, allora me lo metto come sottofondo. E quindi niente, io dal mio punto di vista io preferisco senz'altro ascoltarmi i brani così in supporto fisico. Però nulla toglie che per esempio un suo amico, diciamo un suo amico che è Giovanotti, sta partendo adesso quasi a brevissimo con il suo Lorenzo nei Palasport, Palagiova, e niente, ha detto lui stesso che anche l'allestimento dei Palasport è qualcosa di meraviglioso ed è talmente complicato da usare che lui ha dovuto fare più date nella stessa città, perché smontare diciamo, una scenografia del genere è molto impegnativo, e quindi diciamo, ha preferito fare più date una di seguito all'altra, per lasciare montato il più tempo, il più a lungo possibile questo palcoscenico. Ok? Però diciamo i concerti, per esempio uno dei concerti mitici che dicono che sia stato il più bello di tutti è stato quello di Vasco Rossi, Modena Park. Per carità, ho visto tanti spezzoni di quel concerto, deve essere stato uno spettacolo, anche se visto che c'era una città di gente lì, cioè era impossibile magari pure vedere il palco, perché a quel punto il palco lo vedi nei vari schermi che diciamo vengono allestiti anche tra il pubblico, perché diciamo a una certa lontananza poi il palco neanche lo vedi più. Diciamo che secondo me, ecco, i concerti, io mi ricordo ancora benissimo il concerto di Riccardo Cocciante, l'ho anche ripubblicato io, quello che trasmise la Rai, ma io andai al Sistina, avevo 12 o 13 anni, 12 o 13 anni, andai al Sistina a vedere La Grande Avventura, il concerto di Riccardo Cocciante, e anche quello però dentro un teatro, al Teatro Sistina. Diciamo Cocciante è un cantante solista, aveva ovviamente una band dietro che l'accompagnava, però diciamo lui è un solista, quindi si può fare una cosa del genere. Già un Lorenzo, un Max Forever, che oltre a cantare hanno dietro tutta una scenografia enorme,
già loro hanno bisogno di uno spazio un po' più ampio dove esibirsi. Lorenzo, più piccolo di Palasport non lo puoi mettere da nessuna parte a Lorenzo, perché con diciamo tutto la scenografia che si porta dietro, tutto diciamo un progetto che si porta dietro, lui ha dovuto per forza fare il diciamo Jova on the Beach, Jova Beach Party, perché sulle spiagge riuscivano a montare tutto quello che necessitava a Lorenzo per fare il suo show, perché poi alla fine sono dei veri e propri spettacoli, ok? Diciamo c'è alla fine stanno sulla linea tra uno spettacolo vero e proprio e un concerto, perché con tutto quello che hanno dietro, quello è anche uno spettacolo oltre che un concerto. Quindi andiamo avanti perché sennò mi dilungo a parlare. Allora, quindi lato A, la prima abbiamo detto, hanno ucciso l'uomo ragno live al Circo Massimo qui a Roma. Poi c'è Con un Deca Mix 2024 e io sono curioso, poi me lo andrò ad ascoltare, che mix è questo 2024 mix, perché non ce n'ho idea che mix potrebbe essere. Anche perché io conosco, ecco, Con un Deca è questo. Io conosco questo degli anni 90, questo è degli anni 90 con un Deca remix, ma il 2024 non lo conosco. Poi c'è Non me la menare 2024 mix e poi si incazza, questa casa non è un albergo, 2024 mix, e così si conclude il lato A del primo disco. Il lato B del primo disco c'è Jolly Blue 2024 mix, Sempre noi insieme a J-Ax, quindi cantata, è bellissima questo brano, Sempre noi, è bellissimo. Poi la versione con J-Ax, vabbè, lasciamo stare, J-Ax articolo 31, la storia della toccata e fuga. Poi c'è Rotta per casa di Dio con Riccardo Zanotti, live al Circo Massimo di Roma, quindi questo è anche un pezzo live preso da quel bellissimo concerto che si è tenuto qui a Roma, ok? E poi c'è Discoteche abbandonate, che io ce l'ho il vinile, ma adesso ce l'ho di là. Devo dire non mi è piaciuto tantissimo questo brano, Discoteche abbandonate, Io sono molto sincero quando lo dico, cioè quando un brano non incontra proprio diciamo, il mio favore, lo dico, cioè è un brano un po' così, mi sembra come fatto per forza, e questo mi ispira, questo Discoteche abbandonate. Ho comprato il vinile proprio non solo per collezione, ma proprio perché poi diciamo sono un fan di Max Pezzali, però questo Discoteche abbandonate non mi è piaciuto più di tanto, ok? Andiamo al secondo vinile, quindi con Discoteche abbandonate abbiamo finito il primo vinile, lato A e lato B. Secondo vinile, lato A. Lato A c'è Nella notte, Molella Remix. Nella notte, Molella Remix, ce l'abbiamo qua. Questo è stato messo proprio questo brano, Nella notte, Molella Remix, qui sopra. Poi c'è Come mai è... Io ho anche il disco trasparente degli anni 90, Come mai, cantato da Fiorello, con tutte le imitazioni che ha fatto Fiorello. Quindi bellissimo questo disco, per forza da avere. Poi Come deve andare, bellissima anche questa, e Le luci di Natale, veramente a Natale questa la mettiamo sempre, proprio perché è una canzone che è diventata proprio di Natale per noi, e la mettiamo sempre, come anche alcuni brani di Cristina D'Avena, che Cristina D'Avena ha fatto Magico Natale, che è un CD, una compilation molto molto bella, tutti i brani Natale cantati da lei, e ovviamente c'è anche, noi ci ascoltiamo anche altri cantanti, per carità, però in mezzo a tutte le canzoni natalizie ci capita sempre con Le luci di Natale che colorano quello che accarezzano. Allora, poi, e questa con Le luci di Natale si chiude, diciamo, il primo lato del secondo vinile. Ok? Poi il lato B del secondo vinile dice Ci sono anch'io, live at Olimpico Roma. Mamma mia. Questa deve essere bella, Ci sono anch'io, live all'Olimpico a Roma. Poi Gli anni con Cesare Cremonini. Poi c'è Aeroplano Acoustic
2024 e Grazie mille Acoustic 2023. E quindi così si conclude, diciamo, questo Max Forever volume 1 doppio vinile colorato. Secondo me hanno pure fatto bene a fare uscire, diciamo, separatamente senza fare un cofanetto, perché diciamo potevano anche fare un cofanetto, ci mettevano 4 dischi, 6 dischi, facevano un cofanetto, edizione limitata, cofanetto Max Forever senza volume 1, però magari poi uno, a parte che avrebbe avuto un costo abbastanza elevato, diciamo, quindi già questo è una cosa. E poi, diciamo, uno non poteva comprare magari il volume dove ci stavano le canzoni che preferiva. Invece così, a parte che così dilazioni i pagamenti, diciamo così, quindi magari poi tutti quanti insieme, non so quanti volumi saranno, uno, due o tre, però così ne compri uno, poi tra qualche mese uscirà il volume 2 e uno l'acquista, poi tra qualche mese uscirà il volume 3. Quindi secondo me ottima la scelta di farli uscire singolarmente, volume 1, volume 2, magari anche se sono doppi vinili, per carità. Max Forever, volume 1, volume 1. Bellissimo, bellissimo. Io questo ovviamente non lo apro perché per collezione, questi adesso vedete, questi sono tutti quanti imballati. Eh, anche perché essendoci l'ascolto digitale, io che li sballo a fare questi? Io sul giradischi ho 6.000 vinili da metterci sopra. È inutile che ci vado a mettere questi. Cioè, questi sono più per collezione, sono un grande collezionista. Poi a me, come sapete, piacciono tantissimo, tantissimo le copertine, ma guardate, qui ovviamente loro si sono lamentati che non erano riconoscibili, ok? Però diciamo, lì poi si è fatto disegnare bene, diciamo, qui non erano riconoscibili, dice, ma chi sono gli 883? Così non sono riconoscibili. Effettivamente non c'era un volto di questo gruppo, di questo duo che erano gli 883. Questo hanno ucciso l'uomo ragno, è qualcosa di spettacolare. Grazie mille anche. Guarda, sono tutti belli. Poi ho già andato a cercare nelle mie live, vi ho fatto vedere che io le versioni digitali in CD ce l'ho tutte quante, quelle che sono uscite di Max Pezzali, anche perché i CD costavano talmente poco. Adesso non so quanto costa il CD, mi pare che non lo so se arriva a 10 euro. Può darsi pure che anche di questo mi vado a comprare il CD per ascoltarlo. I CD costano talmente poco che poi non so se diventano da collezione, perché ho visto che alcuni CD sono da collezione, Anzi, anzi, alcuni CD come no, sono da collezione sì. E vabbè, quindi io questa, diciamo, durante questa live volevo soltanto, ecco, aprire questa busta nera della discoteca laziale, via Giolitti a Roma, quindi www.discotecalaziale.com, mi raccomando discotecalaziale.com, e volevo farvi vedere appunto questo doppio vinile. Tra l'altro l'ho preso 2 venerdì fa, quindi è più di una settimana che ce l'ho e sta lì dentro alla busta. Adesso dovrò ricominciare ad archiviare questi vinili perché mi sono fermato, ma bisogna andare avanti perché se non ce li ho archiviati in digitale non mi ricordo più manco quali e quanti ce n'ho, capito? Quindi bisogna che continui ad archiviare i vinili. Poi un giorno magari faccio un video sfogliando tutte queste scritte, oppure posso pure cercare, perché tanto li sto, una volta archiviati, li sto mettendo anche sul mio foglio Excel, a parte che li sto mettendo tutti anche su Discogs, quindi potrei prendere tutte le copertine, ci metto sotto il numero e faccio un filmato, però certo per sfogliare 6.000 copertine, magari ne faccio 2, 3, 4, 6.000 copertine non è facile, così vedete mano a mano la mia grandissima collezione, tra l'altro nell'ordine in cui li sto mettendo io, perché io i vinili non ce li ho né per autore né per anno né per genere, assolutamente no. Io come stanno io li archivio, poi quando mi serve di trovare un vinile vado sul mio bellissimo foglio Excel, che ho fatto tutto con Excel, tanto non ci arrivo a 65.000 vinili, non ci arriverò mai, ce ne ho 6.000. Excel supporta
ma a me, io, da quello che mi ricordo, anche oltre le 65.000 righe, questa era una limitazione, mi pare, di Excel 2003. Comunque non ci arriverò mai lo stesso, quindi va benissimo per me archiviarle con Excel, e io su Excel ci sto mettendo tutto, le date, il prezzo massimo, medio, minimo, che lo prendo da Discogs, anche se poi io, archiviandolo anche su Discogs, poi ce l'ho in tempo reale, perché magari questo appena uscito vale 30 euro, tra 2 anni questo ne varrà, non lo so, sparo lì 100 euro, quindi vale 70 euro di più, per dirmi. Poi ci metto le condizioni in cui sta il vinile, se è nuovo, se è near mint, se è good, very good, tutte, diciamo, diciamo, lo stato. Poi dipende da quanti sono. Questo per esempio sono due vinili, ok? Poi mi pare pure questo, mi pare che sono due vinili, vedete? Quello sono due vinili, perché uno è il picture disc e uno è quello bianco. Questo sono due vinili. L'originale degli anni 90 era un singolo vinile, rifatti negli anni 2020. Questo non lo so quando è uscito da poco, mi pare nel 2018, non mi ricordo questo, ma è questo senso, ah no, non lo posso manco vedere, perché questa tra l'altro o è una versione di edicola, non me lo ricordo in che anno è uscito. Vabbè, la donna, il sogno, il grande incubo. Comunque c'è tanta gente che dice che è musichetta così, questa secondo me è tutta invidia, è tutta invidia, sia quando la gente parla male di Giovanotti, sia tutti quelli che parlano male di Max Pezzali, perché cioè, questi artisti, se non fossero, se non ci fosse qualcosa dietro, veramente neanche una bravura, non so come definirla, quel qualcosa di magico dietro, non avrebbero questo successo. Cioè, dai, al giorno d'oggi allora potrebbero parlare male per eccesso pure di Vasco. Cioè, i CD audio, se tra qualche anno diventeranno vintage da collezione, inizieranno ad aumentare di prezzo in maniera esponenziale. Io ce n'ho parecchi di CD audio originali, non quanti i vinili. I vinili i CD audio ce ne avrò 200-300 originali, poi ovviamente ci stanno tutti quelli copiati che sono molti di più dei vinili, perché ho porta campane piene di CD da tutte le parti, ma quelle non valgono niente perché non sono originali, ovviamente. Lì ci sono CD audio, CD dati, CD con qualunque cosa dentro, c'ho un mare di roba di CD che io li utilizzavo pure come backup, ma cioè veramente sono tantissimi i CD che ho, però originali non ce n'ho tanti, ce n'ho pochi, però quei pochi sono quelli che piacciono a me, a mia moglie, e che abbiamo comprato. Invece ho tanti DVD, c'avevo pure tanti Blu-ray 3D e mi hanno levato, meno male che ho il televisore 3D qui in salone, che speriamo che quando dura, perché ho il lettore Blu-ray 3D col televisore 3D. Pensa un po', è tutta una tecnologia che è andata a morire. Vabbè ragazzi, sono stati 35 minuti di live, io non vi voglio rubare altro tempo, vabbè, vi volevo lasciare invitandovi innanzitutto a mettere un like al video qualora vi piaccia quello che io faccio vedere. Ecco, oggi ho fatto vedere questo. Qualora vi piaccia quello che vi faccio vedere, mettete un like al video, iscrivetevi al canale, semmai condividetelo anche. E invece andate anche a visitare i vari siti che compaiono lì sopra. Adesso sta comparendo renijstore.it, che è dedicato alla musica, quindi dentro ci trovate amplificatori, casse, lettori di CD, quindi i CDJ, o anche piatti, giradischi, ci trovate microfoni, cuffie, anche i mobiletti ci ho messo per il vostro impianto di intrattenimento, dove ci si possono mettere anche le PlayStation, gli Xbox, diciamo le Wii, Switch, quello che vi pare, amplificatore, impianto 5.1. Quindi diciamo, grazie tanto Michele che tu sei sempre con me, grazie, ti ho visto anche alla live di Luke 74 Channel, che è stata molto bella la live di venerdì scorso per i 10.000 iscritti. Io sono ancora parecchio lontano, però a me bastano i miei iscritti, quindi diciamo, se aumentano mi fa ovviamente tanto piacere,
tanto piacere, però diciamo già mi accontento così, vado avanti. Domani vedrete che dovrò fare un altro tear down. Ho trovato delle altre cose che ho già introdotto durante le altre live di tear down, quindi domani sarà una bella live di tear down, un bel salto nel passato, ok? Quindi diciamo ci vedremo senz'altro domani per un'altra live, e domani sarà Reni Retro, quindi non Reni J, Reni Retro con un altro tear down, ok? Detto questo, vi saluto, vi auguro buon pranzo a chi deve ancora pranzare, buon pomeriggio e buona serata. Sono le ore 12:56 minuti di questo lunedì 24 febbraio 2025. Non so se all'inizio della live l'avevo detto, perché sono stato, ho voluto introdurre quella nuova sigla di Reni J, ok? Quindi vedetevi la nuova sigla di Reni J che è anche in chiusura. Dopo le due, le due pubblicità di StarWarsStore.it e di Classe 74, ho messo la nuova sigletta di Reni J. Quindi non troverete più la scritta che gira, che diventa una chiocciola, eccetera, ma troverete una scritta un po' più 3D, un po' più moderna. Ok? Niente, detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima live, che quasi sicuramente sarà domani con Reni Retro. Quindi per questa live è tutto, Reni J vi saluta e niente, buon pomeriggio e buona serata. Un saluto a tutti da Roma, ciao!